è stata la partita che ci aspettavamo contro una buona squadra che voleva rifarsi della sconfitta domenica prima, quindi sapevamo le qualità di questa squadra a cui insomma non c'era da aggiungere altro sulle loro peculiarità, specie tra le Mogamiglie, quindi sapevamo di fare questo tipo di partita, di dover soffrire un inizio sicuramente dirompente da parte loro, così è stato, poi abbiamo preso le misure, forse abbiamo preso il gol nel momento diciamo, dove stavamo un po' salendo come qualità, anche un po' meno nel gioco perché con questo terreno non riuscivamo ad esprimere le nostre trame di gioco nel miglior modo possibile. Nel secondo tempo abbiamo corretto qualcosa, siamo stati bravi a approfittare delle occasioni e così insomma, abbiamo portato via l'intera posta credo meritatamente. Si sta trattando, è l'ultimo arrivo diciamo, in termini cronologici, si sta trattando bene, si sta facendo un grande lavoro, si sta mettendo a disposizione per la squadra e siamo contenti dell'apporto che ci sta offrendo. Sì, no, dovevamo aspettare Federico, aspettare Cannavò, aspettare un po' tutti perché abbiamo avuto un inizio difficile, un inizio diciamo, con degli impegni un po' al di sopra delle nostre possibilità, quindi sapevamo che non essere quelli dell'inizio stagione, così come sappiamo di dover stare con i piedi per terra perché dobbiamo sicuramente ancora lavorare e la strada è lunga, adesso insomma ci godiamo questi momenti, ma sappiamo che già da domani dobbiamo cominciare a rimboccarci le maniche per pensare alla prossima partita con la stessa determinazione, la stessa cattiveria. A dimenticare quello che hai fatto finora, cercare sempre di dare il massimo, anche perché ogni volta che scendi in campo devi rinnovare quanto di buono si dice di te, quanto di buono tu hai fatto, ce lo dobbiamo solamente lasciare agli annali, alle statistiche, quindi dobbiamo sempre dare il massimo e puntare sempre a migliorare la nostra condizione psicofisica.